centro sportivo di Melta di Gardolo scendono in campo il Trento e la Virtus Verona per la 7ª giornata di ritorno del campionato Primavera 4, girone A. Dirige l'incontro il signor Volani, coadiuvato dai signori Gezon e Moisinà. La gara si accende subito perché le due squadre hanno voglia di giocare e vincere. Inizia il Trento con un tiro da fuori area di Ruffato, deviato in corner da Ficeli. Poi è Crestani che si avvita e tira in porta. Santer blocca a terra. Smith si oppone al rinvio di Santer e colpisce la parte esterna della porta. Ciaban ci prova dalla distanza, il tiro sfiora il palo. Poco dopo è Del Piero a provare la conclusione da fuori area. Al 18°, su azione di calcio d'angolo, viene annullato un gol a Oni per fallo sull'avversario. Un minuto dopo è Antolini ad impegnare Santer. Oni scambia con Oyer e il suo tiro finisce fuori dallo specchio della porta. Azione sulla fascia sinistra del Trento e conclusione di Sartori che finisce tra le braccia di Ficeli. Un minuto dopo è Mitric ad anticipare Del Piero e Schneider mettendo in angolo. Al 31°, Ciaban controlla e tira. La palla deviata si impenna. Antolini conclude con una rovesciata che colpisce prima la traversa e poi Santer e finisce in corner. Il Trento affonda sulla fascia destra e Sartori a tu per tu con Ficeli calcia centrale. Poi è Grassetti a provarci da fuori area. Ficeli devia in angolo. Il secondo tempo è più intenso ma con meno occasioni. Prima un tiro di Ciaban. Poi la conclusione di Puzic su calcio di punizione impegna Ficeli. Imbeccato da Sartori, Pedergnana conclude al lato. La Virtus risponde con Ferrarese, che costringe Santer ad un difficile intervento da distanza ravvicinata. Il Trento ci riprova prima con Sartori e poi con Schneider. Ficeli devia in angolo. Quando tutto sembrava portare il risultato sul pareggio, nei minuti di recupero il colpo di scena. Sacomani mette in aria un calcio di punizione dalla tre quarti, la difesa libera e dal limite dell'area Sosa tira al volo verso la porta, sfortunata deviazione di testa di Puzic e la traiettoria scavalca Santer finendo in rete e consegnando i 3 punti alla Virtus. Ora sentiamo gli allenatori. Le partite sono fatte di episodi e stavolta l'episodio ha fatto sì che, che nei minuti di recupero la sua squadra perdesse. Probabilmente il risultato più giusto era il pareggio. Sì, abbiamo visto una bella partita, una bella gara, due squadre che ogni squadra ha proposto un tipo di gioco di qualità, uno in un modo e l'altro in un'altra, si è vista una bella gara e dopo il risultato sì, sono episodi, sono fortuna e sfortuna e questo è il calcio. Lei ha schierato il 4-3-3, ha fatto in modo che da mettere 1 contro 1 i suoi uomini contro la difesa schierata a 3 per cercare di superare l'uomo. Purtroppo gli episodi non hanno però portato al gol. Non è che abbiamo schierato il 4-3-3 per fare questo, perché neanche si è andato a pensare, noi facciamo allenamenti, giochiamo sempre 4-3-3 o alla fine i ragazzi si mettono in campo come credono loro, non abbiamo preparato per fare questo, però è una bella osservazione, dopo dipende dalla qualità di ognuno, di saltare l'uomo o no, però non abbiamo preparato la partita in questo senso, semplicemente per giocare, perché i giocatori possano esprimersi al meglio e divertirsi giocando calcio e una bella partita di calcio si è visto. Infatti la partita è stata veramente interessante, anche maschia in alcuni momenti, i suoi ragazzi hanno giocato bene. Ho visto anche che c'è stata la ricerca del lancio lungo per la velocità dei suoi attaccanti. Sì, dipende, questa è una scelta che viene fatta dai giocatori in completa autonomia, non è che loro sono consapevoli, pian pianino vogliamo giocare in corto, sì possiamo, però alla fine non si tratta di un lancio lungo, si tratta magari di capire, una verticalizzazione. No, di capire già un punto di forza nostro, di capire punti di forza, la superiorità nostra, dei compagni, punti di forza dei compagni, di essere consapevoli di quando fare una cosa e quando fare un'altra, alla fine si tratta di questo. No? D'accordo mister, grazie, complimenti per la sua squadra e alla prossima occasione. Alla prossima, grazie mille. Grazie.
Davvero una bella partita con un epilogo al Cardiopalma, però sono 3 punti fondamentali per poter continuare in questa avventura. Sì, una bella partita perché abbiamo giocato contro una squadra che fa veramente un bel calcio, è andata bene. E c'è anche a dire che durante la partita abbiamo avuto 4 palle gol e quindi abbiamo segnato l'ultimo secondo, ma è vero che potevamo farne almeno 2 prima, la traversa in rovesciata di Antolini, e abbiamo avuto tante occasioni. È stata una gara molto intensa, con capovolgimenti di fronte, anche scontri fisici abbastanza importanti. La squadra ha dato il massimo, è stata molto attenta a quelle che sono le sue indicazioni su come giocare e giostrare la palla. Sì, sono contento di come la squadra ha interpretato la partita, mi è piaciuto come hanno provato a giocare, come hanno fatto anche la fase difensiva, partita fisica però molto corretta, quindi mi è piaciuto molto anche l'atteggiamento nei confronti degli avversari, nei confronti dell'arbitro, e questo è un aspetto importante per poter crescere e proseguire nel nostro percorso. Un percorso che si interrompe per la pausa e poi dopo si ripartirà con il piede sull'acceleratore. Intanto domani riposiamo, lunedì ci alleniamo. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Risultato finale: Trento 0, Virtus Verona 1.